nostri ospiti diranno la loro posizione, diranno anche che cosa hanno fatto, gli esempi positivi che possiamo valorizzare, che ci diano energia per continuare in questo momento di difficoltà. E poi ci sarà anche un momento in cui gli ospiti stessi replicheranno ai primi interventi. Quindi la parola per primo al Presidente De Filippo della Regione Basilicata. Grazie. Allora, brevemente io vorrei parlarvi davanti a una platea che si sente subito che è una platea nazionale, vorrei parlarvi con il cuore, stando anche in sintonia con il tema del vostro meeting. Prologo, direi così. Quanto tempo si può resistere lavorando contro l'efficienza? Allevando magari gli sprechi o travolgendo responsabilità nella vita pubblica e nella vita amministrativa? Io penso che si può resistere poco tempo, e se c'è uno spirito buono che da lucani-italiani noi vediamo nel federalismo fiscale, è assolutamente questa prospettiva che si coglie in questa riforma fondamentale nella storia del nostro Paese. E non sono parole che io voglio declinare in questa circostanza perché fa bene parlare del federalismo fiscale in lungo e largo nei convegni, un po' meno poi in alcune circostanze nella vita istituzionale. Se noi potessimo raccogliere i dati e il resoconto del dibattito che c'è stato nella conferenza delle regioni, nella conferenza Stato-Regioni, quando è stata approvata la fondamentale legge delega, la 42 del 99, quella che ha avviato concretamente il tema del federalismo nel nostro Paese, si vedrà con molta serietà e con molta chiarezza come le regioni, e tra queste regioni sicuramente la Basilicata, hanno contribuito, io devo dire modestamente, anche da protagonisti a quella discussione, cambiando anche alcune parti che sembravano poco chiare di quella delega che, come è noto, è lo strumento che ha avviato la storia del federalismo nel nostro Paese. Allora, se questo è lo spirito buono del federalismo, nuova efficienza, meno sprechi, più responsabilità, come dice la relazione inviata dal Governo nazionale al Parlamento, vedo, voto, pago, su questa prospettiva, molto sinceramente, io proverò a dimostrarlo in qualche minuto ovviamente, almeno in questo primo giro, su questa prospettiva la Basilicata ci sarà. Ma essendo una grande rivoluzione, anzi certe volte viene annunciato come una sorta di mantra salvifico, il federalismo è quella cosa che risolverà i problemi del nord, è quella cosa che risolverà i problemi del sud, è quella cosa che risolverà i problemi delle nostre isole. Essendo una grande rivoluzione, una riforma così importante, io mi sentirei di dire ai miei colleghi, a questo pubblico così qualificato, non si può scherzare. E se non si può scherzare, bisogna offrire a questa discussione, che viene certe volte liquidata, so che in questa stessa sala, diciamo, le sintesi che si fanno molte volte anche sulla storia del nostro Paese o sull'articolazione geografica delle responsabilità e degli sprechi nel nostro Paese, sono certe volte sintesi troppo facilmente liquidatorie, verso le quali noi proviamo modestamente a contrapporre dati, elementi, analisi che ci possono aiutare ad andare nella direzione. Noi siamo in un paese troppo lungo, come è stato descritto. Ci sarà pure una ragione se il più antico divario del pianeta, quello tra nord e sud, ormai è diventato il più antico divario del pianeta, persiste. Ognuno dei rappresentanti che sono in questa circostanza chiamati a discutere sul federalismo fiscale avrà almeno, diciamo, rappresentanti di forze politiche, almeno una decina d'anni di responsabilità come forza politica che rappresenta. Il più antico divario del pianeta, in un paese che non è solo forse più duale,
ma che per molti aspetti incomincia a diventare policentrico, addirittura polianarchico se non facciamo attenzione. In un paese la quale prospettiva unitaria in molte circostanze sembra messa in discussione, che ancora oggi ha adottato, mi consentirete simbolicamente, l'inno nazionale in termini provvisori. E noto, insomma, che il nostro inno nazionale, al di là della bandiera sulla quale sicuramente ci potrà parlare meglio il Presidente Zaia, che è sancita con uno specifico articolo della Costituzione, l'articolo 12, il nostro inno nazionale è stato adottato nel 1946 da De Gasperi provvisoriamente e tale è rimasto. Allora, la via maestra per affrontare, io faccio questo esempio del più antico divario del pianeta e di un paese troppo lungo, nel quale diciamo di soluzioni immediate, salvifiche, la palingenesi della soluzione del Mezzogiorno, io da diciamo non proprio vecchio amministratore del Mezzogiorno l'ho ascoltata nei racconti di chissà quante fasi della vita politica e istituzionale del nostro paese. Ci troviamo ancora oggi ad avere questa condizione. La via maestra, mi consentirete, è quella della trasparenza e quella della condivisione su questa materia. C'è sempre questa trasparenza nei dati che noi abbiamo a disposizione? Si può costruire una prospettiva federalista nel nostro paese senza mettere in campo un meccanismo di trasparenza dei conti, dei dati, costi standard che devono superare il cosiddetto limite della spesa storica? Io vi faccio qualche esempio. La relazione che ha trasmesso il governo al Parlamento presenta moltissime imprecisioni, clamorose imprecisioni. L'albero storto che viene lì descritto, così è il primo paragrafo di quella relazione, per indicare l'incapacità del Mezzogiorno, che pure c'è, noi non stiamo nel paradiso del Mezzogiorno, ci sono molte difficoltà, ci sono molti problemi, ci sono molti rischi, calati in una congiuntura storico-geografica che è quella che dicevo prima, il più antico divario del pianeta. Per liquidare, diciamo così, con una battuta il Mezzogiorno si fa un calcolo, la trasparenza dei dati. Dice quella relazione, Presidente Zaia, i fondi comunitari affidati all'Italia al Mezzogiorno sono 44 miliardi. Il Sud ne ha speso soltanto 3,6. Io dico che non è così, sarei in condizione di annoiarvi con molte cifre. E sapendo che questo tipo di argomento è il più ostico ad una platea, perché sarebbe ben più facile dire che non funziona niente nel Mezzogiorno e dire le conseguenze di questo assunto quali possono essere, che è quella del federalismo fiscale. I soldi affidati al Mezzogiorno sono 28 miliardi di euro, 44 che è la cifra che utilizza la relazione ufficiale del governo al Parlamento sul federalismo fiscale, è la cifra che l'Europa ha affidato complessivamente al nostro paese, cioè mettendo insieme i soldi che utilizzano dell'Europa le regioni del Sud, obiettivo convergenza, e i soldi che utilizza il Nord, obiettivo competitività. Io non voglio essere troppo pedante. Questo paragrafetto sul Mezzogiorno incapace viene utilizzato per dire il 3,6 su 44 miliardi di euro sono un dodicesimo. Di cosa parlano questi cialtroni se ad oggi sono stati in condizione di spendere soltanto un dodicesimo delle risorse che avevano a disposizione? Omettendo di dire che l'Italia è uno dei paesi europei che ha restituito di meno in termini di risorse investite affidate al nostro paese dall'Europa. Ma la percentuale viene applicata sull'intera risorsa. Io vorrei essere, diciamo, per un altro minuto, ossessivamente puntuale, perché il tema della trasparenza, della condivisione dei dati e della coesione che è successiva a questi due elementi fondanti, io penso che sia la materia dei prossimi mesi, perché nei prossimi mesi noi ci troveremo a sviluppare e ad analizzare questi temi su importanti documenti e provvedimenti legislativi che dovranno avere il giudizio anche delle regioni. Una seconda battuta.
è stato approvato il decreto sul cosiddetto federalismo demaniale. 3,2 miliardi di beni trasferiti dallo Stato agli enti locali. 3,2 miliardi di euro sono, secondo alcuni, oggi un grande valore. Fino ad oggi che cosa sono stati? Sono stati un grande problema. Potete pensare che io trasferisco immediatamente queste risorse? Per molti comuni il trasferimento di patrimonio non sarà facilmente un'opportunità o un valore. Se non facciamo attenzione, Presidente Zai, può essere addirittura un rischio. Perché se 3,2 miliardi di euro, quando erano nel patrimonio dello Stato, non erano un valore, oggi che vengono trasferiti con un decreto legislativo, questi 3,2 miliardi di euro possono diventare immediatamente un valore e vengono presentati nella sostanza, nella comunità nazionale, come la grande opportunità di sviluppo e di crescita, che sicuramente c'è, ma se noi andiamo avanti con questi spot e con questi elementi, alla fine non torneranno i conti nemmeno sul federalismo fiscale. Ci è stata trasmessa la prima relazione sui cosiddetti costi standard. È una relazione, mi consentirà il Presidente che in questa sala, è una relazione ancora che dà elementi abbastanza generali sulla materia dei costi standard. E aggiunge quella relazione anche la legge delega che sul tema dei costi standard il quadro deve essere coerente con il quadro macroeconomico e finanziario complessivo del Paese e con gli obblighi comunitari. Anche la definizione dei costi standard, il superamento della spesa storica sui livelli essenziali di servizi da garantire ai cittadini è condizionabile, secondo quella relazione, dal quadro economico e finanziario complessivo del Paese e dagli obblighi comunitari. Io faccio l'esempio della mia regione. Non sembri troppo vanaglorioso il mio ragionamento. Io sono il presidente di una grande regione. Un attimo per poter spiegarvi che cosa significa, anche sul tema dei costi standard. La Basilicata è il 3% del territorio nazionale, in termini di popolazione siamo l'1%. La Basilicata è il doppio della Liguria in termini di territorio, 10.000 km². Potrebbe sembrare strano a chi non approfondisce la geografia, è più grande delle Marche, è poco più della metà del Veneto. Se noi dobbiamo, definire i costi standard in una regione che ha 10.000 km² e purtroppo per ragioni storiche è popolata da 600.000 persone spalmate in 131 comuni, la sfida dei costi standard in materia di sanità, in materia di scuola, in materia di trasporti, per noi può diventare, se non facciamo attenzione, una sfida titanica, una sfida complicata, e al di là dei commissari o dell'accompagnamento, dell'affiancamento o degli esperti che noi possiamo utilizzare per ridurre inefficienze e per ridurre sprechi, la condizione di una grande regione del Mezzogiorno, mi consentirete, poco popolata. D'altronde è ben noto che la modernità può morire su una sola prospettiva, che è quella del sovraffollamento. Se quindi noi possiamo considerare l'unico dato che non dobbiamo considerare per definire forse i costi standard, sarà proprio quello demografico. Ad oggi la definizione generale che viene proposta è quella del pro capite. E capite, vi dirò in conclusione di questa mia prima riflessione, in che condizione noi ci siamo trovati anche in termini di bilancio a livello regionale. Io penso che anche sul tema dei costi standard bisognerà fare un lavoro molto più approfondito. La prima relazione che ci è stata offerta non è ancora sufficientemente, mi consentirete, chiara, e lo dico dall'alto di una esperienza amministrativa che non è soltanto frutto del lavoro dei contemporanei, cioè del sottoscritto, che vede una regione del Mezzogiorno, forse molti non lo sanno, che ha sempre rispettato il patto di stabilità, sempre. Noi non abbiamo mai sforato il patto di stabilità. Ha miracolosamente i conti in sanità in ordine. Noi siamo l'unica regione del Mezzogiorno a non avere debiti nel settore della abbiamo l'addizionale IRPEF, abbiamo l'addizionale
tradizionale IRPEF più bassa consentita, quella regionale, dalla legge, perché non abbiamo mai utilizzato la leva fiscale per ripianare debiti sulla sanità. Abbiamo l'IRAP regionale più bassa consentita dalla norma, perché non abbiamo utilizzato mai questo tipo di leva fiscale per ripianare debiti del nostro bilancio. Siamo forse insieme alla Lombardia la regione che ha cancellato anche l'accise sul gas per le famiglie. Abbiamo un regolamento sull'utilizzo delle auto blu che consente anche al Presidente della Regione una parsimoniosa possibilità di utilizzare l'auto blu. Abbiamo ridotto del 10% prima del dibattito l'indennità anche ai consiglieri regionali. Non abbiamo sedi all'estero, nemmeno a Bruxelles, abbiamo l'utilizzo soltanto di un'antenna che ci portino i nostri lavori a Bruxelles. Il presidente, i consiglieri e gli assessori si comprano i giornali con i soldi propri, nemmeno questo benefit minimo. Gli assessori e il presidente per fare telefonate personali utilizzano il 41-46. Noi siamo, secondo quello che ci dice anche la legge finanziaria ultima, la manovra del ministro Tremonti, siamo, secondo questi parametri, una regione virtuosa. Non siamo, diciamo, privi di problemi, anzi, di problemi ne abbiamo molti, perché l'occupazione, lo sviluppo, la crisi morde dalle parti nostre molto di più, forse, di come morde in altre parti del paese. Ma nonostante ciò, io mi chiedo, in questo paradiso amministrativo, diciamo così, mi consentirete, con moltissimo garbo e con moltissima attenzione all'utilizzo anche di questi temi. Ce la faremo ad affrontare questo nuovo percorso, questa nuova possibilità che è quella del federalismo fiscale? Io rispondo ai miei cittadini sì. Se sarà una sfida sulla responsabilità, sulla riduzione degli sprechi, sull'efficienza della pubblica amministrazione, sui conti in ordine del nostro bilancio. Moody's è un'agenzia che valuta i bilanci di molte regioni, la Basilicata sta con un rating alle spalle di quello nazionale, AA3, in maniera crescente negli ultimi anni. Noi non abbiamo mai conosciuto, ripeto, l'utilizzo della leva fiscale per ripianare i nostri debiti. Ce la faremo? Io ad oggi, sulla base di questi brevissimi esempi, in questo primo giro che ho voluto fare, non so rispondere chiaramente. Perché se sarà uno scontro di responsabilità e di efficienza, la partita ce la possiamo giocare. Se sarà uno scontro di base impositive, e cioè a chi ha più IVA e più IRPEF la deve sostanzialmente utilizzare, come può essere anche giusto che sia, soltanto a favore di quel territorio e disperdere una possibile nuova coesione di questo paese, che in 150 anni l'Italia una e indivisibile non è stato ancora raggiunto come obiettivo. Io sono fra quelli che pensano che la storia del risorgimento non è una tresca di Cavour insieme all'Inghilterra e alla Francia e a un pezzo consistente della massoneria europea che ha voluto l'unità del nostro paese. Io penso che questo è un paese che debba essere unito. E l'esempio che ha dato il risorgimento, partendo proprio dalla bandiera, c'è stata qualche domanda in sede di conferenza stampa, è stato un esempio straordinario. Io ricordo ai miei cittadini lucani italiani che i colori della bandiera italiana sono i colori del Piemonte, perché quei colori erano i colori, come è noto, della Casa Savoia. Quindi guardate, anche in termini cromatici noi siamo stati capaci di essere uniti. Se questa prospettiva sarà possibile, noi ci lavoreremo. Se invece c'è qualche altro trucco, come in certi momenti appare nella storia del federalismo fiscale, il Sud può cadere dalla padella nella brace. Dalla storia delle dissipazioni, degli sprechi, dei cialtroni e di tutta la materia che sentiamo ogni giorno somministrata anche con una capacità comunicativa straordinaria, noi possiamo passare alla storia delle tre carte, che ogni tanto ci fanno vedere qualche conto e qualche cifra, e alla fine questi conti e queste cifre non torneranno per una possibile prospettiva di coesione
e di unità. Noi ci vogliamo lavorare seriamente, perché a me, francamente, i lombardi italiani, i veneti italiani, gli emiliani italiani, i romagnoli italiani, i lucani italiani, i calabresi, i siciliani italiani, come dice la Costituzione, perché la Costituzione è stata quella che ha messo insieme le differenze regionali, è una grande storia alla quale io non vorrei rinunciare nei prossimi anni. Sì, qualche velocissima chiosa, io devo dire condivido moltissimo, non lo dico perché essendo che è un ospite vostro particolare, le cose che ha detto il Presidente Formigoni. Io non so se siamo riusciti questa sera a far capire che la materia è abbastanza complicata. Mi è piaciuto particolarmente un passaggio tra i tanti della sua riflessione. Nel Mezzogiorno la politica vince e perde, quindi ci sono cambiamenti anche abbastanza evidenti nell'assetto della guida delle regioni. Questo significa che poi certe descrizioni che vogliono in qualche modo descrivere quella parte dell'Italia sotto assedio di un potere eterno, indissolubile e insuperabile, invece sono clamorosamente smentite. C'è una democrazia matura che giudica i propri amministratori, li valuta e cambia. Non è ancora successo in Basilicata, ci sarà una ragione, succederà, spero, anche nei prossimi anni, potrà succedere anche nella mia regione. Io volevo fare soltanto un'osservazione. Io spero che la platea se ne va almeno con una convinzione. Il federalismo fiscale in Italia è partito con un accordo ampio, devo dire quasi unanime delle regioni. Sarebbe molto bello pubblicare il dibattito che c'è stato, ripeto, in conferenza delle regioni, per rendersi conto che al di là dell'origine della proposta, dell'accelerazione che è abbastanza nota, insomma, il Presidente Zaia si può sentire in qualche modo protagonista di una storia che ha avuto una sensibilità particolare su questa materia. Quando la pratica è arrivata nella mano delle regioni, le regioni responsabilmente hanno costruito un dibattito, una piattaforma di alleanze, di rapporti e di valutazione di quegli strumenti, migliorando molto e convintamente tutte le regioni italiane, tutte le regioni italiane, nessuna si è sottratta a questa discussione, hanno accolto questa sfida. Francamente, negli ultimi mesi, un dubbio ogni tanto mi viene nella testa, non perché bisogna parlare male degli assenti non si parla male. La Molina diceva manca lo Stato in queste circostanze, ma mi pare che ieri sia stato abbastanza presente, quindi al meeting non è mancato lo Stato in questi giorni, anzi l'abbiamo potuto ascoltare anche con molta attenzione con altri canali, anche quelli televisivi. La cosa che ci mette un po' in difficoltà è che è cresciuto una sorta di pregiudizio che noi speriamo sia passeggero e transitorio contro soprattutto le regioni. Io sono abbastanza rinfrancato perché nella relazione che Tremonti ha mandato al Parlamento, quella sul federalismo fiscale, ha citato, bontà sua, un grande lucano, ha citato Giustino Fortunato. Io sono nato in un paesino vicino a quello di Giustino Fortunato, quindi mi sento in qualche modo anche a riparo da qualche osservazione. Noi abbiamo detto sì, la manovra è stata costruita, francamente, dobbiamo dirlo, nel modo con la faccia più centralista che la mia modestissima esperienza amministrativa ha mai visto nel nostro paese, la manovra finanziaria. Nonostante, come sanno i colleghi presidenti, il 2009 è stato un anno importante per due leggi, la 42, che è quella sul federalismo fiscale, e la legge 196, che era una conseguenza. È una legge che dice tante cose, tra le cose che dice, visto che vogliamo andare verso il federalismo fiscale, ogni decisione finanziaria rilevante in questo paese, da oggi in poi, deve essere fatta con una condivisione di tutti i livelli della Repubblica, comuni, province, regioni, Stato. Francamente questo gioco scomposto a dividere i comuni dalle regioni, a dire che il comune è il presidio della libertà e il luogo dove si sono insediati invece gli sprechi
sono le regioni. Io penso che nessuno di voi in questa sala penserà che gli sprechi sono a livello di regione, eppure ci sono, e invece nei palazzi di Roma vi siano abitanti soltanto caratterizzati di angeliche virtù, cioè i ministri. Io penso che ci sono anche da quelle parti molte materie. Allora, la cosa che mi sospettisce, non si vuole dividere il paese, non si vuole fare un mero trasferimento di gettito tributario dal sud al nord, una pratica che non avrebbe bisogno della parola riforma, è una pratica ragionieristica, possiamo decidere domani mattina, nella sua capacità straordinaria, che genialità straordinaria, credo che Tremonti potrebbe pensare immediatamente un decreto per trattenere una parte più consistente di gettito che produce il nord nelle regioni del nord. Se la partita fosse questa, io penso sarebbe abbastanza facile. Ma se la partita è un'altra, che è quella di rendere un paese più competitivo, più coeso, più unito, Formigoni ha detto una cosa efficacissima in conferenza stampa: la nuova faccia dell'unità d'Italia porta il nome del federalismo. Io sono molto idealista e voglio credere a questa prospettiva. Se questo è, non si può liquidare una pratica, francamente. Io vi consiglierei domani mattina di leggervi questa relazione che io mi porto dietro, che ho studiato parola per parola. Non si può liquidare la storia del nostro paese con qualche battuta anche efficace, con qualche citazione, l'albero storto, gli sprechi. Mettono delle cifre, Roberto, insomma, Luca, che sono, quando devono dire che lo Stato ha cifre discrezionali a sua disposizione, utilizzano una cifra che è quella di 84 miliardi. Quando devono dire che le regioni hanno una cifra a disposizione discrezionale, scrivono 170 miliardi. Lo stesso bilancio dello Stato ci chiarisce, ovviamente in una tabella nascosta in qualche altra pagina, che quando si parla di quella cifra, 170 miliardi, non solo ci sono i fondi della sanità che sono costruiti sulla base di patti tra Stato e Regioni con responsabilità puntuali, che pretendono in caso di non rispetto del patto commissariamenti. Quando arriva il commissario, dobbiamo dire, diciamo a questo pubblico, se non lo sanno tutti, quando arriva il commissario sulla sanità in una regione, quel commissario è obbligato il giorno dopo a bloccare il turnover, non si fanno concorsi, non si fanno assunzioni, fanno crescere le tasse al massimo consentito, l'IRPEF, l'IRAP, devono crescere obbligatoriamente. Sono diciamo, c'è un terreno di confronto sulla sanità abbastanza rigoroso, che è stato costruito in questi anni con un lavoro straordinario fra Stato e Regione. Ma in quei 170 miliardi che vengono indicati come spese discrezionali ci sono i soldi delle camere di commercio, delle università, dei policlinici, di tutte le autonomie locali. Cioè, vogliamo costruire una piattaforma di dati condivisi o vogliamo liquidare il rapporto pensando che l'Italia ha un solo ultimo portafoglio dal quale attingere, che sono le regioni, le mettiamo diciamo sul lastrico? Se mettiamo le regioni sul lastrico facciamo il federalismo, come ha detto qualcuno, con il morto, perché io penso che senza le regioni in questo tempo abbastanza complicato il federalismo non si potrà fare. La stessa cosa, proprio 30 secondi, sui costi standard. Dice la relazione: se un comune apre l'anagrafe, l'ufficio dell'anagrafe il sabato mattina, è uno spreco, è un costo appropriato? Io penso che non è uno spreco, perché lo dice la relazione come esempio virtuoso. Perché se un cittadino può fare attività e svolgere diciamo, i servizi anagrafe anche il sabato mattina, non è uno spreco. Mi domando, un comune di 350 abitanti su una montagna di 1500 metri, quanto costa la garanzia, Luca, per la continuità assistenziale, cioè per una guardia medica, per il trasporto, per la scuola? Il costo standard è una cifra o è un metodo? La Costituzione dice che i livelli essenziali dei servizi, tu hai citato l'articolo 116, io cito l'articolo 119, i livelli essenziali dei servizi devono essere garantiti ai cittadini in qualsiasi punto, da Abbiategrasso a Caltanissetta, si trovino su qualsiasi longitudine e su qualsiasi latitudine. Allora, il costo standard è la stessa cosa a Milano o a San Paolo Albanese, un comune di 300 abitanti a 1000 metri d'altezza? Se noi vogliamo utilizzare
il metodo aritmetico, i conti non torneranno. Se invece vogliamo andare a fondo di questo meccanismo e vogliamo dire che il costo appropriato per garantire la continuità assistenziale, la scuola, i trasporti, ha diritto un cittadino che sta in una montagna ad avere un pullman una volta al giorno che lo porta nel capoluogo di provincia, ha il diritto il cittadino della Basilicata a prendere il treno. Lombardo ha sfottuto l'unico capoluogo di regione italiano senza ferrovie dello Stato è Matera. Qualche anno fa Trenitalia aveva fatto una pubblicità dove c'era un bambino che andava a trovare il nonno con il treno a Matera. Io chiamai l'amministratore delegato di Trenitalia e disse: volete anche sfotterci? Non c'è. Allora, io penso che il Sud ha molte responsabilità e io francamente la sento tutta questa responsabilità. A noi ci tocca, cara Presidente Lombardi, essere, diciamo, sulla via dell'eccellenza straordinaria. Dobbiamo essere, diciamo, nei prossimi anni. Napolitano, che viene citato spesso dal Presidente Zaia, dice: al Sud servono più virtù ma anche più Stato ancora, purtroppo. Fatele fare, diciamo, le cose infrastrutturali dall'ONU, da una centrale internazionale, dalla nuova Cassa del Mezzogiorno, ma è del tutto evidente che c'è un paese ancora che ha profondi divari, che non sono dipesi soltanto da cialtronerie o incapacità. L'Italia è andata così per 150 anni, eppure sono stati uomini illuminati a guidare questo paese, De Gasperi. Francamente, poi mi consentirete, io non vedo, giro questo paese, conosco tanti amministratori in lungo e largo, ci sono tutte persone di grande qualità, ma se voi volete dimostrarmi che nei comuni, nelle province, nelle regioni del nord abitano soltanto Obama e De Gasperi e dalla parte di sotto ci sono solo Ciancimini, io non ci sto, francamente.